sono convinto che insomma il senso di responsabilità alla fine prevarrà e qualche piccola polemica che c'è stata in questi giorni verrà superata per il bene delle nostre aziende e per il bene del nostro territorio. Il presidente di Union Mare Veneto, Alessandro Berton, invita a smorzare i toni delle polemiche all'indomani delle prime valutazioni delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali a Jesolo. Nel rispetto dei dettami della direttiva Bolkestein, il Veneto si è dotato di una legge che disciplina la questione. È stata una decisione di sistema, è stata una decisione condivisa con la politica a livello regionale, con la conferenza dei sindaci della costa e promossa ovviamente dalle categorie, quindi da tutto il sistema produttivo. È evidente che a Jesolo, come in altre località, chi ha iniziato questo percorso utilizzando le istanze di parte si è poi trovato in qualche occasione a dover affrontare una fase di comparazione con delle domande concorrenti ed è del tutto evidente che quando vi è una comparazione inevitabilmente può succedere che vi sia un vincitore ed uno sconfitto. Particolarmente critico era stato il SIB, Sindacato Italiano Balneari, ma secondo Confcommercio e Federalberghi Veneto, ad esempio, non corrisponde al vero che in regione sia stato introdotto un meccanismo penalizzante. Anzi, in un comunicato congiunto, le due associazioni di categoria sostengono che il modello Veneto, se applicato correttamente, potrebbe rischiare soltanto di fare scuola in tutta Italia. Conosco la professionalità e la serietà dei nostri operatori e quindi sono convinto che appena la delusione, l'immediata delusione di chi magari in questa fase non è risultato, come dire, assegnatario di queste concessioni verrà meno, ci sarà quel senso di responsabilità e quella volontà di cooperare che farà sì che gli operatori potranno trovare un punto di incontro per dare ai nostri ospiti delle spiagge sempre più belle